Acquetta, bella acquetta, se non avessi fretta ne berrei una scodelletta. Parlare di acqua destinata al consumo umano significa parlare di salute dell'individuo e delle comunità. Le conquiste nella storia dell'umanità legate all'acqua. Acqua che brilla in alto alle montagne. Sì, vivente goccia attesa nell'aria della vita. Non voglio vederli, i bambini piangere, seduti al pasto del tramonto. Dare il senso della responsabilità di chi dirige il servizio al pubblico. L'attività ovviamente per quelle missioni aziendali che per un direttore generale sono gli obiettivi inderogabili, ovviamente si esplicitano attraverso una serie di rapporti con le istituzioni, con le rappresentanze sindacali sul territorio, con le rappresentanze delle associazioni dei consumatori. Il buco dei flussi è pieno di sole e di neve. Chi decide cosa è giusto se dividere quell'acqua? Desidera e spera la strada del sogno, resta cieca la pace dei muri. Acquetta, bella acquetta, se non avessi fretta ne berrei una scodelletta. L'acqua domata, quella romana, ovvero l'acqua captata, incanalata, distribuita, usata, è espressione di un potere. Attraverso il controllo della risorsa idrica si esprime anche il controllo sui popoli ed attraverso la distribuzione della risorsa idrica si conquista gratitudine e devozione dei cittadini. Cosa fa la mia cultura? Cosa fa la tua cultura se di acqua ce n'è poca e sa che il pozzo è la sede del cielo? Dove sta il libero arbitrio? Quanto libero è l'arbitrio? Non voglio vederli, i bambini piangere, seduti al pasto del tramonto. C'entra per alcuni aspetti. Primo, perché tutto quello che riguarda l'acqua e tutto quello che viene deciso sull'acqua, di cui ci hanno parlato il professore e gli ingegneri, è il risultato di una serie di negoziazioni nazionali e negoziazioni internazionali, negoziazioni tra chi detiene i modi per trasportare l'acqua e negoziazioni con chi produce e imbottiglia le acque minerali e le distribuisce. E il motivo principale per il quale Daniele deve vendita è che lui sa che insieme ad altri
studiosi dell'argomento da molti anni si sono messi a studiare come funzionano le negoziazioni e quali sono i processi psicologici rispetto ai quali potremmo influenzare in positivo queste negoziazioni. L'acqua moriva. Alle 20 di sera il cielo si oscurò di sangue, viola di polvere gialla di zolfo. Si squarciò di pioggia nera, velenosa di fumo e di metalli. Tutti gli uccelli restavano affogati. Acquetta, bella acquetta, se non avessi fretta ne berrei una scodelletta. Abbiamo reso tutto merce, non c'è più il rispetto per la vita, per la sacralità delle cose. Ecco perché diventa così importante questo concetto fondamentale. Guardate che l'acqua è la cosa più fondamentale, il 70% di questo bellissimo pianeta è fatto d'acqua. Notate che il corpo umano, buona parte, 70-80% è acqua. L'acqua, siamo pieni di acqua, ma di acqua buona, acqua potabile, ce n'è pochissima. L'acqua moriva. Alle 20 di sera il mare si oscurò di sangue. Sembrava il mito, col suo bastone di serpente, con la sua vendetta di mistero, eppure il pesciolino ancora pregava con le sue linee di sintesi curve, incrociate in una coda di triangolo perso, staccato il timone in ala senza corpo, immischiata e inutile tra le onde nere di petrolio, avvelenata e ferma tra i liquami di discariche immonde, persa nelle isole di plastica sul fondo.